Tempo di tornare in campo dopo la sosta forzata per la tragica alluvione che ha colpito la nostra regione, tempo di derby. Nel weekend che porta Milan-Inter, la prima B vive la sua stracittadina al Pertini di Multedo, dove per la 10ª di campionato va in scena Pegliese-Praese. I biancocelesti di Pegli in piena corsa playoff dietro Bargagli, Marassi e Ruentes, addirittura a soli 6 punti dalla capolista corniglianese. Piange invece il piatto dei Verdi che lontano da Pra hanno raccolto un solo punto in 4 trasferte. Trend quello degli ospiti che sembra continuare perché la gara si sblocca già dopo soli 4 minuti. Punizione dei 20 metri che è come un gioiello da incastonare. A farlo è il destro liftato di Varone che scavalca dolcemente la barriera e incastra il pallone all'incrocio dei pali. Gara in salita per gli uomini di Gobbo e partita che però si intasa a centrocampo. Nel finale di frazione esce di nuovo fuori la Pegliese, minuto 40, Colella lavora di Cesello dentro l'area di rigore prima di scaricare per Varone. La botta del numero 10 pecca non di potenza, bensì di precisione. Il capitano biancoceleste però si conferma uomo della partita quando fugge sulla sinistra e appoggia a centro area dove Vargiu, comodo, incrocia di testa mettendo fuori causa Caffieri, mettendo soprattutto in cassaforti 3 punti con largo anticipo. 2-0 Pegliese e Praese che si vede solo al 46esimo. Bello il numero di Galasso, debole la conclusione, parata senza problemi da Asso. Le immagini del montaggio di Didi Orlandi documentano una Praese volitiva nella ripresa, anche se nei primi 24 minuti l'unico pericolo alla porta avversaria è questa verticalizzazione di Degli Innocenti per Nania all'11esimo con la conclusione del numero 10 che non c'entra lo specchio della porta. Forse della Praese che comunque arriva negli ultimissimi minuti, troppo facile però giocare col cognome del portiere della Pegliese che si dimostra asso di nome e di fatto, andando a togliere dall'angolino la rasoiata di D'Invernizio e addirittura dall'incrocio dei pali la conclusione dal limite di Sacco. Il fattore V Vargio Varone consente alla Pegliese di rimanere saldamente agganciata al treno playoff. Piove non solo sul Sandro Pertini ma anche sulla Praese. A questo punto diventa fondamentale la gara di sabato prossimo contro il Merlino.